E allora dai, le cose giuste tu le sai. E allora dai, dimmi perché tu non le fai. Eccoci qua, benvenuti dalla vostra parte. Anche oggi ci occupiamo di problemi che vi riguardano, in particolare siccome inizia l'estate, per qualcuno sono già andate le vacanze, per altri molti, la maggior parte, devono ancora venire, ci occupiamo di vedere cosa c'è dietro quest'estate, cosa troveremo in quest'estate, cosa i cittadini italiani si troveranno davanti ad affrontare o si trovano già ad affrontare. Bene, vediamo questo servizio del nostro Davide D'Aloisio, che è andato in una spiaggia dove un sindaco ha fatto una, diciamo così, ordinanza contro i VQMPRA. Ma vediamo, perché è un po' strana, vediamo un po' che è successo. Il problema è reale, perché comunque a volte sono anche molto insistenti. Al di là della vanità spiaggia credo che il problema sia a monte, ecco. San Vincenzo, località balneare toscana, arriva l'estate e arrivano i turisti, ma con loro arrivano anche VQMPRA e venditori ambulanti, talmente tanti da spingere il sindaco a emettere un'ordinanza che ha suscitato qualche polemica. Dopo le continue lamentele di commercianti e bagnanti, la giunta PD di San Vincenzo prova a mettere un freno all'abusivismo. Nell'ordinanza infatti si legge: i gestori degli stabilimenti dovranno prevenire l'accesso dei venditori al fine di impedirne l'esercizio e prevenire disturbo ai propri clienti, come attraverso l'utilizzo di buttafuori, pena multe salatissime. Si guarda che i bagnanti siano insomma, non infastiditi da queste persone e basta. Abbiamo uno steward all'interno della struttura, però... Quindi voi avete preso questa vigilanza privata? Sì, noi l'abbiamo messa in pratica dai primi di luglio, ma sono tanti. Quante persone più o meno riesci a fermare? Ma c'è tanti, basta 3-4, se fai conto c'è tanti, capito? Le opinioni dei proprietari degli stabilimenti si dividono, ma un fatto è certo: il fenomeno non è stato arginato e i cosiddetti VQMPRA continuano imperterriti con le loro vendite, in spiaggia, ma anche per le strade del comune, con buona pace dei negozianti. Dentro i negozi no, sulla spiaggia che non puoi dormire, non puoi fare niente, ci vai mezz'ora, devi stare tranquilla, e se gli dici una volta di no basta. Entrano nel negozio, fastidiscono, hanno atteggiamenti maleducati. È anche un problema in termini economici, perché c'è chi vende costumi, asciugamani, ciabatte. In nero ovviamente. Tutto in nero, tutto in nero. Sì. Ordinanza o non ordinanza, però come vedete gli ambulanti sono sulla spiaggia. Quando la polizia arriva vado a casa, non di più del lavoro. Tu sei mai stato fermato? No. Tu riesci a vendere le tue cose tranquillamente? Bene. Vendi bene? Sì. Quanto guadagni al giorno? 80 euro? 80-70 sempre. 70-80 euro? Sì. Insomma 3 per 8, 24, 2.400 euro al mese, esentasse. È che è un po' faticoso, perché porta quell'affare lì lungo la spiaggia, col caldo, con tutto, quindi insomma... No, Zaia non è d'accordo. Assolutamente. Comunque intanto la saluto, Zaia. Buonasera e benvenuto. Poi saluto Grazie Valentina Castaldini dell'NCD, eccola là. Buonasera, salve, benissimo, grazie. Poi l'onorevole Federico Gelli, Partito Democratico. Gelli, buonasera. Buonasera a tutti voi. E Sveva Belviso di Nuova Destra, eccola qua. Buonasera a tutti. Allora, vado a Ventimiglia da Rosanna Piturru, perché lì è successa una cosa un po' particolare. Sentiamo quale. Rosanna. Eccoci, siamo qui a Ventimiglia. Sì, vi sento, siamo qui a Ventimiglia dove oramai da ben 7 settimane c'è una situazione un po' drammatica, sia per la presenza dei migranti sugli scogli in attesa di passare oltre, sì. E sono circa ancora una cinquantina, sì. E poi oltre 100 qui in stazione a Ventimiglia, con l'esasperazione delle persone che vedete alle mie spalle, sia gli abitanti sia chi ha una di queste persone. insomma, da gestire delle attività commerciali. Ecco,
Sì, io sono qui a Ventimiglia e ho un negozio di abbigliamento proprio salita della stazione e devo dire che c'è del malcontento, che adesso non è il primo giorno ma sono bensì 2 mesi che perdura la faccenda. E dovremmo non guardare Ventimiglia sotto l'aspetto della giornata quotidiana, che è un venerdì, dove il 31 di luglio, dove c'è, grazie a Dio, ancora qualche turista che forse non ha appreso tramite la televisione il problema che abbiamo ed è comunque arrivato. Ma il problema noi ce l'abbiamo con i francesi, perché Ventimiglia, torno a ripetere perché l'ho già detto in altre circostanze, è una cittadina che vive solo ed unicamente all'arrivo dei francesi. Non unicamente per il mio negozio, perché io non è che sono arrabbiata per la mia attività che non funziona. Chiaro. Per tutti. Come ad esempio, Paolo, ti faccio sentire anche la signora qua accanto che ha proprio la spiaggia attigua lì ai famosi scogli, dove ci sono i cosiddetti irriducibili, perso la clientela, così come il signore del ristorante, così. Esattamente, io volevo dire che l'emergenza c'è stata l'11 di giugno, però adesso un'emergenza deve avere un inizio e una fine e noi chiediamo alle istituzioni che facciano qualcosa, che prendano delle decisioni per sistemare questi profughi, poveretti, in un modo adeguato, perché la situazione igienico-sanitaria soprattutto è veramente diventata insostenibile. È chiaro. Alla frontiera. Dopo tutti anche perché poi oltre... Dopo queste decine di giorni che noi andiamo predicando... Oltre ai migranti, ti dicevo, Paolo. Dimmi Rosanna. Oltre ai migranti, poi, proprio lì dagli scogli, ci sono circa 40-50 appartenenti ai centri sociali che bivaccano anche loro lì e si comportano, infatti anche lì la situazione è esplosiva. Sì, esatto, noi praticamente del ristorante abbiamo perso totalmente il parcheggio, la gente arriva lì, si gira e va via, abbiamo il 40% in meno delle presenze rispetto all'anno scorso. Ma io domando, lo domando perché alcuni ospiti... È uno dei più famosi ristoranti della Liguria. E io domando perché alcuni ospiti che ci sono oggi sono venuti anche altre volte, alcuni li conosco bene, insomma, ora domani è il 1° agosto, come gesto proprio di favore per l'Italia, per il turismo, eccetera. Non si potrebbe provare a levare queste tende e queste persone dagli scogli? È così. Ma dov'è lo Stato? È così complesso, diciamo. Lo Stato ha fatto perché sarebbe una questione proprio da poco. Un attimo solo, vado prima a Milano e poi torno. Vado un attimo a Milano, alla Balera dell'Ortica, Balera dell'Ortica si chiama, dove c'è il giornalista Alessandro Cracco, ecco, dove ci sono un po' di anziani, eccoli là. Paolo. Guarda questa signora lì alla tua sinistra, come si chiama, Alessandro? Eccola qui. Anna. Anna, come sta Anna? Anna. Abbastanza bene. E che fa quest'estate Anna? Niente. Sta a casa. Sta a casa. Ormai ho l'età di fare niente. L'età di fare niente, non c'è un'età. Vai in balera. Vai in balera? Sì, venga a giocare le bocce, le carte, quello che c'è, insomma. Ma anche un po' di ballo o no? Cosa? Balla anche, signora. Ballava, insomma. Va bene, poi torno da voi. Allora, diceva Castaldini, che diceva? La situazione di Ventimiglia è una situazione molto complicata, che va analizzata e non solamente dire dove sono le istituzioni. Allora, lì esiste un accampamento di persone che è stata fatta una tendopoli ad hoc per far stare le persone lì dentro, ok? Perché capiamo benissimo, abbiamo gli occhi, capiamo che la realtà è veramente complicata e complessa e che della gente non può stare umanamente su degli scogli. Bene, quindi c'è la comprensione e già siamo un passo avanti. Poi? E che quelle persone prendono e tutte le volte provano a superare il confine per andare in Francia perché non vogliono stare in Italia.
Allora, o decidiamo di sgomberarle sistematicamente tutti i giorni con la forza, ed è una scelta che uno fa, oppure si cerca con la mediazione di fargli capire che in quella situazione non possono stare, non ci devono essere assolutamente dei centri sociali, le quote francesi che soffiano sul fuoco, perché la presenza dei centri sociali, le quote francesi con la mediazione quando arrivano? Guardi, le spiego, mi fa finire un concetto veloce? Sì, finisca che voglio sentire anche Zaia. Prego. Ma no, ma che nervosa, guardi, faccia finire, dai. Guardando la maniera come la Francia e però ci lasciano da noi. Finisca Castaldini. Le dico che la presenza dei centri sociali fa accendere una lampadina che evidentemente qualcuno soffia sul fuoco, sia da una parte che dall'altra, e strumentalizza quel caso. Invece quella situazione che è così delicata, vanno convinte quelle persone a farsi identificare, ad avere un servizio di protezione, perché sennò non sono figli di nessuno, e va fatto capire evidentemente alla Francia che quelle persone non sono cose, sottoporsi a un'identificazione, oppure è un dovere e che vanno accolte come noi li accogliamo, identificare le persone che sono anche temporaneamente sul proprio territorio. L'ascolto volentieri. Ma mi metto nei panni di tutti i cittadini italiani che quotidianamente si sottopongono a identificazione, pagano le tasse. Quello che dico anch'io, è un obbligo ne viene fuori chiaramente che innanzitutto c'è un'incapacità in una inadeguatezza totale da parte del governo che non riesce a gestire ma lei frequenta gli hub? Lei frequenta gli hub? Sa cosa succede? No, io non li frequento. Sono molto perché... preoccupata sull'immigrazione, io tendenzialmente vado a capire dentro che cosa accade. Accade che le identificazioni vengono fatte sistematicamente. Dopo aver capito che Castaldini è il ministro degli interni in pectore, perché Alfano non è in grado di darci queste risposte. Perché il mio è abilissimo di farlo, non si preoccupi, Zaia, come io vedo. Non vorrei stimolo. Vorrei finire Zaia e poi voglio sentire. Vorrei concludere il concetto, intanto spiegargli ai telespettatori che chi parla, la signora, rappresenta lo stesso partito del ministro degli interni, non è che fa una difesa per nulla. Dico che c'è l'incapacità nel gestire questa cosa, perché dopo 2 mesi non si viene a dire fatelo voi o come si può fare o dobbiamo cercare di convincerli. 2, lo ha detto poc'anzi, la Francia non dà possibilità di dare ingresso, cioè la Francia di fatto ha sospeso Schengen, la Francia di fatto non ha rapporti con l'Italia e dimostra... Non dica queste cose, lei che non ha no, lo dico sì alle perché... persone di attraversare le frontiere. Lo dico sì perché ormai di fatto la frontiera c'è con la Francia e quindi vuol dire che il governo non conta più nulla. Lei Zaia può andare in Francia, ma cosa ha chiuso Schengen? Ma che cosa state dicendo? Ma stiamo scherzando? Ma nel momento in cui tu non accetti dei cittadini, vuol dire che sospendi Schengen, vuol dire che comunque decidi che esiste una frontiera. Mi dica il contrario. Di fatto è così. Allora, non le dico assolutamente il contrario, perché stiamo parlando di 40 persone, su. Bene, visto che sono 40 persone, ma le migliaia di persone che abbiamo 40 persone e quindi abbiamo una città in balia di 40 persone. Ascoltare Gelli, per favore, dai. Gelli. No, io volevo solo inserirmi e dire che questa situazione va risolta con una collaborazione tra la Regione. Ora, fra l'altro Zaia sa bene che il nuovo Presidente della Regione Liguria è una persona a lui vicina, o comunque ha governato con lui anche con la stessa appartenenza, la stessa alleanza politica. Quindi Toti insieme al governo deve ovviamente trovare una soluzione, perché lì non è più accettabile. Ma il Ministro degli Interni a cosa serve? Scusi, ma il Ministro degli Interni a cosa serve? Dell'Interno serve in collaborazione con le regioni, come ben sai, Zaia, perché sai benissimo che i problemi si risolvono in collaborazione con tutti i livelli istituzionali. Se ci sono alcune regioni in questo momento nel Paese che si sono fatti carico di questo problema dell'accoglienza degli immigrati attraverso varie possibili soluzioni, io conosco per esempio quello della mia regione, della Toscana, che è l'accoglienza diffusa su tutto il territorio, piccole comunità che vengono aiutate e poi ovviamente a destinazione definitiva, che non possono essere ovviamente solo nel nostro territorio. Ecco, la stessa cosa io credo va fatta per quel caso lì. Caso lì insieme Regione e Governo devono trovare una soluzione per eliminare che continua a stazionare lì. Forse io ho perso qualche episodio di questa soap. A me risulta che questi cittadini se ne vogliono andare in Francia. Fin qua siamo tutti d'accordo? Sì.
Cosa c'entra con l'accoglienza diffusa, con Toti che governa la Liguria, con il governatore della Toscana? Dite che non siete in grado di gestire 40 persone che rompono le palle, questo è vero. Invece siete stati in grado voi con il vostro ministro degli interni Maroni, state governando questo paese da 3 anni e mezzo, in cui Maroni era non ministro venite ancora a raccontare le storie di 20 anni sono fa. aumentati invece che diminuiti, mi Da sembra, novembre 2011 state governando, dovete dare delle questa risposte. maggioranza Sì, governa. basta con la demagogia indietro che non si risolve con gli slogan. Andiamo in pubblicità che fa senta, bene, scusi, che facciamo... glielo vado? Sì, faccio un po' di fatturatino prima dell'estate, dai, anche per pagare le ferie ai dipendenti. Prego. Eccoci qua, allora, oltre al tema dell'immigrazione che abbiamo affrontato per tante puntate, e ora affrontiamo un'altra questione che riguarda l'estate e che è molto importante per gli italiani, per i turisti, ma soprattutto per i cittadini italiani. L'estate riguarda le famiglie e quanto costerà quest'estate alle famiglie. Siamo andati a trovare Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e con lui abbiamo fatto un po' di conti. Guardate un po'. 1, 2, 3, Come saranno le vacanze degli italiani quest'anno? Ma diciamo che c'è un leggero aumento delle persone che vanno in vacanza come numero, forse anche perché i prezzi sono rimasti uguali o in alcune cose sono anche un po' calati, però le vacanze sono molto brevi perché diciamo che più della metà spenderà fino a 500 euro per tutta la vacanza, un altro po' di gente spenderà da 500 a 1000, ma chi spende più di 2000 euro sarà solo l'1% degli italiani, quindi questo dimostra che c'è una differenza enorme tra chi può e chi non può. In che cosa preferiscono spendere gli italiani quando sono in vacanza? Soprattutto alimentazione, siamo sempre lì perché soprattutto le donne sono stanche di stare in cucina, quindi vogliono mangiare fuori e quindi la spesa complessiva sarà di 8 miliardi di euro per i ristoranti. Sapore di sale. Il resto sono le solite piccole cose, gelati e piccoli svaghi, non ci si può permettere niente di più. Ombrellone e lettino? Ombrellone e lettino, i prezzi sono abbastanza stabili, diciamo che da 12 a 24 euro per un ombrellone e lettino, 2 persone ci vogliono almeno 30 euro, ma anche lì bisogna saper scegliere perché, che ne so, ci sono dei posti come in Puglia, abbiamo verificato, a Gallipoli si può spendere anche 6, 8, 10 euro per un ombrellone e lettino. Mezzo di trasporto preferito per spostarsi in queste vacanze? Siccome la maggior parte rimane nella sua regione e non va oltre, e la massima parte rimane in Italia, rimane sempre la macchina il mezzo di trasporto preferito. Eccoci qua. Allora, andiamo un attimo dai nostri amici alla Balera dell'Ortica con Alessandro Cracco. Sentiamo un po' che vacanze si prospettano. Sì Paolo, guarda, prima il signor Dante, proprio relativamente al servizio di cui abbiamo parlato, sui prezzi, lei che impressione ha? L'impressione è che quando rientro a settembre c'è aumento dappertutto. È vero o non è vero? Io lo dico sempre, che tutte le volte che si fa Ferragosto, a settembre c'è sempre gli aumenti di tutto. Lei, signor Anna, che fa la spesa, vive in casa, come vede questa cosa? Ma come la vedo? Sempre I prezzi peggio. aumentano? Cioè, sempre peggio andiamo, sì. Ma lei, signor Anna, ha dovuto fare a meno di qualcosa in questo anno? Vendono troppe parole, troppe parole, infatti neanche uno. Senta, ma mi faccia spiegare, mi faccia capire, ha dovuto fare a meno di qualche consumo, avete dovuto fare a meno di qualche consumo, siete rimasti su quelli dell'anno scorso oppure no? Lo stretto necessario. Lo stretto necessario. Che vuol dire lo stretto necessario, Anna? Beh, no, rinunciare proprio no, però insomma devo stare molto attento quando spendo. Deve stare molto attenta. Va bene, andiamo un attimo a Ventimiglia, voglio sentire là come ci sono i commercianti, quindi loro hanno un po' il polso della situazione, poi se non sbaglio abbiamo anche qualcuno a Cattolica. Benissimo, andiamo a Ventimiglia, prego.
Sì, anche i commercianti ovviamente qua, come dicevamo, una Sentiamo. perdita. Tra l'altro una piccola precisazione, Paolo, che praticamente lì dagli scogli, che ora sono spostati esattamente dietro nel parcheggio dunque dei bagni e del ristorante, sono 80 in questo momento i migranti e qua in stazione sono circa 111, c'è un continuo ricambio giornaliero. Dicevamo, allora prego la signora Qualanti, lei è commerciante da più di 50 anni, durante la pubblicità mi diceva che adesso i clienti ovviamente ne ha persi tanti. Abbiamo meno e soprattutto tutti i giorni abbiamo telefonate e telefonate di gente o disdice o chiede se si può venire a Ventimiglia, che hanno paura. Sì, hanno paura e anche se non è giustificata la paura, però quello che è stato detto in televisione ha spaventato un po' tutti. Anche noi abbiamo avuto tantissime disdette e così. Andiamo a Cattolica. Ormai la stagione Andiamo sta a Cattolica. per noi perché... Sì, pronto. Allora, Cattolica, eccovi qua. Buonasera. Allora, buonasera. Allora, dal punto di vista, diciamo, del turismo, come sta andando, del commercio, turismo, eccetera, eccetera, come va lì? Beh, diciamo che quest'anno il tempo ci ha graziato e ci ha dato una stagione bellissima, quindi abbiamo avuto un incremento rispetto agli anni scorsi, insomma. E io sinceramente ho un locale, la Caffetteria Mazzini, che è un locale prettamente invernale. Sì. Diciamo che ho notato un pochino che la gente consuma sempre un pochino di meno. Un po' di meno. Perché purtroppo le spese sono sempre tante. Vabbè, d'altra parte la crisi non la si risolve in un giorno. Sentiamo la Belviso, che ne pensa di questa storia dell'estate, i consumi? Ma è proprio quello, Paolo, che non ripartono i consumi. A che se ne dica, il paese è fermo. Vediamo una timidissima ripresa, timidissima vuol dire lo 0,1, ci dicono però l'anno prossimo sarà lo 0,6. Io voglio ricordare che Padoan ci diceva che quest'anno sarebbe stato già lo 0,6, quindi che affidabilità hanno queste parole? Noi non riusciamo a far ripartire i consumi, perché non dobbiamo parlare, dobbiamo aggredire le tasse, dobbiamo rimettere i soldi nelle tasche dei cittadini. Non c'è altro modo, Paolo, perché se no, con questa sobrietà che comunque ci viene imposta dall'Italia, dall'Europa, i cittadini spenderanno sempre meno e il nostro PIL si muove su quello. Il turismo incide del 10% sul PIL nazionale, il 50% è di tasse. Solo il 10% il turismo, siamo il paese più bello del mondo dal punto di vista monumentale, architettonico. Non c'è dubbio. Sentiamo un po' Gelli cosa dice alla collega Belviso e soprattutto al pubblico soprattutto. Esatto, dico che questo governo, quando si è insediato, il governo Renzi, la prima cosa che ha fatto, ha eliminato per 18 miliardi di euro le tasse, distribuendo in tasca ai cittadini di questo paese con la fascia medio-bassa 80 euro e tolto 5 miliardi dalle tasse. Mi faccia parlare, i 5 miliardi alle aziende. Mi faccia parlare, a 20 giorni dalle elezioni, ha aumentato il debito pubblico di 10 miliardi per mettere 80 euro in tasca ad alcuni cittadini. E oggi noi a settembre pagheremo le clausole di salvaguardia. Ma lei è proprio maleducata, Lei è maleducata, mi faccia parlare. Faccia finire. Parlo io e poi dopo potrà commentare tutto quello che vuole. Vi voglio solo dire che nel programma che noi abbiamo, il prossimo anno 2016, noi eliminiamo le tasse sulla prima casa, eliminiamo l'IMU agricolo con un intervento di 4 miliardi nel 2017, eliminiamo ulteriormente le tasse sulle aziende e nel 2018, credo che è un segnale importantissimo, elimineremo e daremo la possibilità soprattutto alle pensioni minime di avere un incremento. Questo è il programma che vale 45 miliardi, saremo misurati su questo, saremo misurati dal Paese, saremo misurati dalla politica, un impegno di tagliare per 45 miliardi le tasse al nostro Paese, dal 2016 fino al 2018, ne abbiamo già tagliate per 18 miliardi, ora aumentiamo di altri 45 miliardi di tagli alle tasse per questo Paese, punto. Posso, Paolo? Un attimo, voglio sentire Zaia, poi torno da lei, Belviso. Sì. Io dico che rappresento la regione più turistica d'Italia, abbiamo 70 milioni di presenze e 17 miliardi di fatturato. Abbiamo una tassazione totale oggi del 68,5% contro il 46% dell'Europa. Se non si tagliano le tasse qui va a finire male. Si fida o no? Ma io non mi fido per un semplice motivo, guardi, al di là delle casacche politiche, voglio anche chiarire questo. E chi ci sta parlando di ulteriori tagli di tasse, addirittura abbiamo visto questa fenomenale magia, sembra quasi che la tassa sulla casa l'abbia messa chi l'ha tolta, perché l'abbiamo tolta noi l'ICI,
io ero ministro in quel momento, è stata riapplicata da questa maggioranza. Però al di là di questo vorrei dire che chi parla è la stessa persona e quindi lo stesso soggetto politico che al momento del suo insediamento, cioè Renzi, ci ha annunciato una decina di riforme in 100 giorni. Passati 100 giorni ci ha detto che ci sarebbero voluti 1000 giorni e questa è una storia che continua ad andare avanti. La verità è che in Italia si sprecano 30 miliardi di euro e il governo non ha il coraggio di applicare i costi standard, cioè di imporre a tutti di non sprecare più. Non è così, posso dire è così. Non è così perché i costi standard, come bene sa il Presidente del Veneto, noi li applichiamo perché attraverso le cosiddette regioni benchmark, di cui la sua regione fa parte. Ma non è vero! Ma come non è vero? La vostra regione fa parte tra le prime 5 migliori regioni d'Italia, è vero o non è vero sulla sanità? Non e li avete mai attraverso questo applicati. meccanismo noi applichiamo il meccanismo di... È una bugia, questo signore sta raccontando bugie, non è vero che si applica i costi standard e dirò anche di più, mi lasci concludere per favore, dirò anche di più che hanno modificato la Costituzione, hanno introdotto i costi standard e non li hanno introdotti per le ragioni a statuto speciale, vuol dire che il Veneto li dovrà applicare e la Sicilia no, mi si dica che non è vero questo, a gennaio di quest'anno. I costi standard dovrebbe dire così, tirate giù un attimo, la famosa siringa che si dovrebbe paragonare a Trento e ad Agrigento. 4 centesimi in Veneto, 26 centesimi in giro per l'Italia. Non si paga, nel patto della salute è previsto questo, è previsto l'utilizzo dei costi standard, cioè è previsto la possibilità attraverso regioni esempio, modello, le cosiddette regioni benchmark, la possibilità di poter applicare in tutto il resto del paese le migliori prestazioni al miglior costo. O no? Questo è quello che avviene. Allora io le dico che adesso ha corretto la bugia, perché prima ha detto che si applicavano, adesso invece ha detto che nel patto è previsto che, ma previsto che non le avete ancora applicati, questo è il problema, e non li state applicando, tagliate dalla sanità e non utilizzate i costi standard, fate i tagli orizzontali, da me un pasto in ospedale costa 6,5 €, in giro per l'Italia costa 80 €, vergognatevi! Non ci vergogniamo perché non è così. Ma come non è così? A me lo dite che non è così. Ma quando mai avete visto voi un bilancio della regione? Quando mai l'avete visto un bilancio della regione? Faccio vedere un servizio, mi tirate giù un po' il volume. Vi faccio vedere il servizio, perché noi comunque poi ci occupiamo di questo pensionato che campa con 280 € al mese e mangia solo con i pacchi della Caritas. E noi lo siamo andati a trovare, c'è stata Annalisa Garancini e ci racconta le sue vacanze, così ci inchiodiamo un po' a terra, che fa bene a tutti. Prego. Passerà l'estate in città Michele, vive alla periferia di Milano con solo 290 € al mese, una manciata di soldi che non bastano neppure per mangiare. Non c'è dignità, però bisogna star così. Non c'è dignità, ti viene nervoso quando ci pensi, ma quando ti viene nervoso cosa fai? Ti butti giù qui e poi cosa fai? Allora cerchi di star calmo, sto calmo, queste sono tutte le mie medicine, 15 medicine al giorno, ecco, 15, mi danno i calmanti, sono i calmanti. Bisogna star così, prendi queste e stai bello tranquillo. Siamo tornati a trovarlo nella sua casa. Una storia, la sua, come quella di tanti italiani su cui si è abbattuta la crisi. Ci si arrangia, si compra quello che si può, basta. 2,80, anzi no, mi devo correggere per lo Stato italiano, hanno aumentato 10 €. Cioè lei... 5 anni prendo 2,90. Michele si arrangia così, coi rottami che raccoglie e ripara, per racimolare qualche soldo in più, per mangiare. C'è una ditta, sono fallito, basta, chiuso sto. A rubare non ci vado, sicuramente, quindi... Si vergogna Michele, si vergogna della sua povertà, si vergogna di non poter aiutare i suoi figli. Quanto le dispiace non poterli aiutare, non poter fare il padre? Tantissimo, molto, questo sì, molto. E questa è la mia vergogna.
Allora io voglio dire una cosa, perché questa è l'ultima puntata, poi inizierà dalla vostra parte estate. Prima di sentire cosa ne pensano i miei ospiti di queste storie, io voglio dire questo: questa trasmissione ha subito a volte qualche accusa, giustamente, perché ognuno la pensa come vuole, ma l'accusa del Debbio ci propone ciò che va male, solo ciò che va male. No, Del Debbio vi propone chi sta male, non ciò che va male, perché qui non ci sono discorsi astratti, qui sono storie di persone, storie di situazioni, storie di città, storie di periferia. Può essere una scelta discutibile occuparsi di questa gente, per carità, ci potremmo occupare di Cortina, di St. Moritz, eccetera. Noi abbiamo deciso di occuparci di periferie e di persone che hanno delle difficoltà e continueremo a farlo. Naturalmente, questo non vuol dire essere pessimisti, questo vuol dire avere un occhio di riguardo per coloro che in questo paese non stanno bene. Poi c'è uno strumento meraviglioso, si chiama telecomando. Uno non vuole vedere, gira. Uno vuole vedere, ci rimane. Che è una bellissima cosa di democrazia per tutti. Bene, allora, sentiamo un po', che ne pensa di questa situazione Belviso? Quel signore fa una tenerezza infinita, e anche il fatto che non sia neanche arrabbiato, no? È rassegnato, è con i pacchi del comune. Considerate che a Roma hanno tolto anche i pacchi a 250.000 persone. Io vorrei rispondere a Gelli. Prima io non ce l'avevo chiaramente con lui, sono i contenuti, mi scuso se è rimasto male. Si discute di idee, diamine, mica di persone, però, per carità. Assolutamente, però io sono arrabbiata, perché quando dice abbiamo abbassato le tasse con i famosi 80 euro, sono stati dati aumentando il debito pubblico di 10 miliardi, aumentando 0,6 punti di percentuale tra il debito e il PIL a un'ora e un quarto dalle elezioni europee. Però quando lui dice il nostro piano sono 45, che poi avrà avuto un lapsus, 35 miliardi, io vorrei dire questo ai cittadini, perché si prende in giro un signore come quello. Noi già dobbiamo trovare in 3 anni 75 miliardi, perché se no paghiamo le clausole, le clausole di salvaguardia, cioè le accise, l'IVA e quant'altro. Da settembre se non li trova Renzi, noi paghiamo 1.300 e passa milioni di euro. Ora, da gennaio 17 miliardi e quant'altro. A questi miliardi di euro, 74, ne vogliamo aggiungere altri 35, cioè lo diciamo alle persone, cioè noi in 3 anni troviamo 109 miliardi di euro. Come lo facciamo? È una presa in giro, perché non ce la potrà fare, ecco perché io sono arrabbiata. Allora o si dice io mi prendo il coraggio di non fare l'assistente della Merkel, di sforare come ha fatto comunque la Francia, che oggi è cresciuta dello 0,6, il patto comunque di prendo e vado e abbatto i consumi, abbatto le tasse, cioè rilancio i costumi, abbatto le tasse, o sto parlando di nulla, non si sentono proposte, non si dice vendiamo i beni produttivi dello Stato. Vado un attimo alla mia balera, benamata balera. Vado in balera, eccola qua. Signor Giovanni, lei che cosa diceva sentendo? Allora io vorrei dire che i nostri politici hanno perso le staffe, non riescono più a controllare la nostra Italia bella. Adesso è tutta sporca l'Italia, dei lazzaroni che stanno al governo. Quelli lì se mangiano fuori tutto. Ho capito. È un'accusa un po' generica. C'è qualcun altro? Di Lazzaroni? Che vuol dire qualcosa? Sì, c'era il signor Guido che prima anche che dice Guido? Che dice? Sentiamo Guido. Ma allora a me sembra che si faccia molta retorica. È possibile ed è doveroso abbassare le tasse, ma secondo me l'unica possibilità per farlo è che paghi chi non paghi. Questo è un paese dove c'è un 40% di evasione, a confronto dei paesi veramente sviluppati come la Francia e la Germania, dove l'evasione si aggira intorno al 6%. Se non si aggredisce questo fenomeno, come si fanno ad abbassare le tasse senza colpire i servizi? I politici, diciamo, sono lo specchio di questo paese, perché se questo paese, come dire, è malato da questo punto di vista, se non è, come dire, l'evasione si compone di un 20% che è un'evasione totale. Ma cosa dovrebbero fare? Un Cosa 40% il governo cosa dovrebbe fare? che si barcamena tra una parte di evasione e una parte di diciamo, vita. Ma cosa legale. dovrebbero fare? Un 60% di questo paese non rispetta le regole. Cosa dovrebbero fare il governo e i politici? Allora, bisogna intervenire seriamente su questo fenomeno. Praticamente che cosa dovrebbero fare? Io faccio l'ispettore di vigilanza, io lavoro, come dire, nella pubblica amministrazione, diciamo, per cercare di colpire, diciamo, fenomeni di questo genere. Ma non abbiamo gli strumenti per farlo. Era in borghese, non l'ho riconosciuto.
No, ma non è che sono in borghese, io sono in ferie, Avevo appunto questa maglietta hawaiana. Però mai ascoltando questi ragionamenti che si resto perplesso. Sotto un rappresentante L'evasione della sembra finanza. che è un argomento ormai escluso dal dibattito. Chiaro, chiarissimo, la ringrazio. Castaldini che diceva quando parlavano di evasione? Dicevo che è sacrosanto, quello è un aspetto fondamentale, ma l'altro aspetto che nessuno cita, soprattutto l'opposizione, è che c'è un problema sostanziale che noi viviamo nei nostri comuni, viviamo nelle nostre regioni, cioè che è il taglio della spesa, perché o si aumentano le tasse o si taglia la spesa, e questo è esattamente il punto, perché non c'è nessuno qui invitato in studio che possa dire con serenità che guardando il bilancio della propria regione o del proprio comune non ci sono margini grandissimi, ampi, la possibilità di tagliare le spese inutili, enti inutili, consulenze inutili, persone che vengono pagate inutilmente nei comuni, nelle amministrazioni sia piccoli che grandi. Allora su questo bisogna essere seri e bisogna dar segnali a Roma, ma anche nei comuni piccoli. Guarda, e grandi. me lo immaginavo che voleva parlare Zaia, non so perché, ma sono profetico oggi. Io sono disposto. Ma guarda, io non voglio far polemica e parlo anche... Ma lei le forbici ce l'ha o no? Ma io ce le ho le forbici ce l'ha, e sono talmente a disposizione, se lei la vuole anche cogliere come sfida, porto il mio bilancio in pubblico. È vero che abbiamo ancora delle società, ci stiamo impiegando 5 anni per chiuderle, se ci fossero norme nazionali, che io ho chiesto al Presidente del Consiglio con cordialità, saremmo ancora più veloci. Ma le ha chieste oggi o anche prima quando era Presidente prima? Mi scusi, da quando è che gliele chiede? Le ho chieste prima, ma non far sempre l'avvocato. No, ma era solo per chiedere, da quando se ne è accorto che bisognava smaltire. Posso parlare? Dica Zaia, dica, non sto concluda offendendo nessuno. Sto semplicemente detto che le ho chieste in tempi non sospetti già a iniziare dal mio mandato. Ad esempio faccio una proposta ed è costruttiva, la dico sempre ai ministri, anche al Presidente del Consiglio. Gli enti pubblici hanno un grande patrimonio immobiliare, questo non lo si dice mai. Noi abbiamo un sacco di patrimonio immobiliare, abbiamo appartamenti, degli alberghi, un campo da golf, valli da pesca. Io non riesco a venderlo con le leggi italiane. Adottiamo il sistema americano, faccio le aste, il giorno dell'asta, prima si va in rialzo, dopo si va in ribasso e si vendono gli immobili. Zaia, mi scusi, mi interessa perché sono amministratrice locale, perché non riesce a venderlo? Perché legare? Ci vuole la perizia dell'ufficio tecnico erariale, e viene fatta la perizia in via prudenziale d'autodifensiva. Guardi, sì, insomma, non è così. Noi abbiamo venduto immobili del Comune di Bologna a centinaia. Sul bando del Comune di Bologna ci sono immobili a centinaia, mi scusi. Scusi, no, volevo dire, non mi può fare le domande e poi non lasciarmi neanche rispondere. No, ma si figuri. No, ma non lo sto dicendo no, lei. È colpa mia del debito. Perché la Castaldini ormai non è più un ospite, è un assistente del conduttore, capisce? Mi fa la domanda e poi... prego, finisca Zaia, Volevo solo dire, siccome mi è stata fatta domanda, perché? Perché la legge prevede la perizia dell'ufficio tecnico erariale, la perizia in via prudenziale, insomma, fuori una serie di balle varie. E ti trascini le gare per anni, non vendi nulla perché il mercato crolla e quindi gli immobili non trovano più mercato. Facciamolo all'americana, prima in rialzo e poi in ribasso, e so che il giorno dell'asta vendo l'immobile. Io ho un sacco di immobili da vendere. Sentiamo, sì, Gelli, dica. No, io dico che questo è un paese che sono sul quale noi bisogna aggredire la spesa pubblica, perché ancora oggi si spende troppi soldi per la funzione pubblica, per la spesa pubblica. Questo è un paese dove abbiamo troppi amministrativi nella sanità, dove abbiamo troppe figure eccessive negli enti locali, una ridondanza tra il rapporto tra il numero dei cittadini e il numero dei dipendenti della pubblica amministrazione. Eliminare gli sprechi, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, ovviamente il tema del rilancio dell'economia. Noi non sappiamo utilizzare bene le risorse che dall'Unione Europea ci vengono, anche questa è una grande tragedia. Basti vedere che ci sono alcuni paesi e alcune regioni del sud del nostro paese che, governate alternativamente dalla destra e dalla sinistra, non hanno saputo cogliere appieno le opportunità che i fondi europei... Dice Belviso? Che i fondi europei mettono a disposizione. Si vede nel programma di governo, Gelli è il rappresentante comunque del governo, quindi quello, non del governo, non è un ministro. C'è un programma, quello che ci dovrebbe portare avanti è proprio c'è un programma, quello, voglio dire al collega, che noi nei 15 tavoli della Spendi Review sul quale stiamo lavorando, c'è un programma molto semplice che da 8.000 enti partecipati, società partecipate degli enti locali, le porteremo a 1.000. A 1.000, da 8.000 a 1.000. Ma noi è un anno che siamo al governo. Noi è un anno che siamo al governo.
C'è qualcuno che c'è stato 15-20 anni? No, guardi, no, voi governate voi dal novembre 2011. Dovete avere responsabilità. Va bene, devo finire qua. Dal 2013. Ragazzi, devo finire qua. Non è diminuita. Vi ringrazio. No, tra l'altro devo salutare il mio pubblico perché da lunedì inizierà dalla vostra, non va mai in vacanza dalla vostra parte, da lunedì ci sarà un collega bravissimo, Giuseppe Brindisi, che condurrà dalla vostra parte estate. Ma in quello che voglio dirvi, siccome abbiamo fatto molte puntate insieme, poi ci rivedremo a settembre, è che voglio ringraziare tutto il mio pubblico perché ci ha dato moltissime soddisfazioni, molto al di sopra di quello che ci saremmo aspettati, con tutta sincerità. Quando parte una trasmissione uno si fa un target, come si dice, cioè dice voglio arrivare lì. Ecco, voi ci avete fatto arrivare molto più su, quindi è tutto merito ovviamente vostro se le cose sono andate bene. Ma lasciate ringraziare perché una trasmissione è come un millepiedi, c'è questo corpaccione che è il conduttore, poi 1000 piedi sotto che camminano, corpaccione, esattamente. Quindi ringrazio anzitutto il direttore ed amico Mario Giordano, le curatrici del programma Giuliana Fiorentino e Raffaella Regoli, le colleghe e i colleghi del TG4 che non conoscevo e che sono stati gentilissimi, disponibilissimi e di grandissima professionalità, e poi Rosanna Ragusa e i colleghi dell'agenzia News Mediaset che ci hanno consentito molte cose, tecnici, regia, produzione, trucco e parrucca, insomma tutti, perché una trasmissione la si fa di molte persone. Voi ne vedete uno, vedete gli ospiti e vedete il conduttore. Dietro al conduttore e davanti al conduttore, in questa stanza dove sono, ci sono ad esempio già molte persone. Sopra di qui in regia ce ne sono altre, tutte persone senza le quali il conduttore non farebbe assolutamente nulla. Senza la redazione non farebbe nulla e senza questi non farebbe nulla. Il mio ringraziamento a tutti, buone vacanze se avrete occasione di farle, come spero che abbiate occasione di farle. Noi ci rivediamo a settembre per fare una lunga stagione e provare di capire cosa succede in Italia e occuparci sempre, questa è la nostra prospettiva, di coloro che hanno di meno. Grazie a Zaia, grazie a Castaldini, grazie a Gelli e grazie a Sveva Belviso. Buone vacanze. Ci vediamo a settembre, grazie. Grazie. E allora dai, le cose